Aveva lottato per dare giustizia a Iole Tassitani, rapita, uccisa e fatta a pezzi 18 anni fa da Michele Fusaro, condannato a 30 anni per uno dei delitti più efferati nella Marca. Il legale 80 anni si è spento in ospedale dopo una breve malattia, una notizia che ha raggiunto la famiglia Tassitani, le parole colme di dolore della sorella di Iole, Luisa. Roberto non era solo il nostro avvocato, era molto di più. Per la mia famiglia un grande amico, per me come un padre. Si era battuto per vedere l'assassino della povera vittima in galera. E tutti sanno ormai una condanna di 30 anni significa che se ne passano al massimo 15 in galera e poi per la buona condotta o per altre cose ci possono essere anche degli sconti. Difficile che in galera si abbia una cattiva condotta. Mi chiedo cosa bisogna fare per non avere la buona condotta in galera. La storia di Iole Tassitani l'aveva segnato profondamente sotto il profilo professionale ed umano. Aveva scritto anche un libro intitolato La mia verità. Avvocato stimato in tutta la Marca, nato a Perugia nel 1945, aveva conseguito la laurea in giurisprudenza, per un periodo vice pretore a Castelfranco Veneto, Quintavalle, era anche un grande appassionato di musica, ex presidente del Conservatorio Agostini Steffani, presentatore ufficiale del coro polifonico di Salvarosa e tra i fondatori dell'associazione Amici della Musica Lirica Mario del Monaco. Quintavalle lascia la moglie Patrizia, la figlia Cecilia e la nipote Frida. La famiglia ha voluto ringraziare tutto il personale medico infermieristico e OS sia dell'ospedale di comunità di Castelfranco che del centro Sartor. Il funerale dell'avvocato Quintavalle sarà celebrato con rito laico.